228 lavoratori di troppo tra Ponzano Veneto e Castrette, quasi tutti tecnici impiegati, esuberi, secondo il piano di trasformazione presentato dall'azienda che proprio sui disoccupati aveva fatto la propria campagna pubblicitaria, un numero sul quale le sigle confederali promettono battaglia ma che per ora è ben più di una doccia gelata, un numero inserito in un quadro a tinte forti, 450 in totale, sono i lavoratori che il gruppo non ritiene più funzionali all'interno del processo produttivo. Tra loro, oltre ai dipendenti trevigiani, ci sono anche gli addetti operanti nelle strutture all'estero. Per noi è un annuncio shock. Un contraccolpo per l'economia trevigiana che l'azienda promette di mitigare entro il 31 marzo con l'assunzione di 280 lavoratori per il potenziamento della rete dei negozi. Una decisione che rischia intanto di ripercuotersi soprattutto sulle donne impiegate per la gran parte nei due stabilimenti trevigiani, ma anche nelle piccole aziende dell'indotto. Il piano prevede infatti la recessione di decine di commesse affidate ai terzisti che in molti casi lavorano solo per l'azienda controllata da Villa Minelli. Nei due stabilimenti tra Ponzano e Castrette ci sono 228 esuberi, lavoratori che sono in più all'interno di questa fabbrica. Il provvedimento arriva nel momento in cui, sottolineano i sindacati, le due aziende stanno già pagando il peso della crisi sulla propria pelle. Ricordo inoltre che ne abbiamo 150 in solidarietà alla somma di questi. A questo punto ai sindacati non rimane altro che invocare una presa di coscienza della politica. Noi siamo sempre per dire salviamo tutto quello che è possibile, ma la politica si deve interessare della più grossa azienda che c'è nella nostra provincia.